andiamo a recensire oggi è il Plate Carrier 6094 della Fly, replica del famosissimo 6094 della LBT, London Bridge Trading. Largamente utilizzato dalle US SOF, vedi Navy SEAL, Green Berets, PGA e CCT. In ambiente operativo lo si vede usato in varie colorazioni, MJK, Multicam, AR1 e 2, soprattutto in AR1 dai SEAL in Afghanistan, come testimoniano le varie foto che si possono trovare sulla rete nei vari forum. Andiamo a vedere come è composto il Plate Carrier. Come si vede è composto principalmente da due vani dove vanno alloggiate le piastre di protezione, una anteriore e uno posteriore. Nell'anteriore possiamo vedere la presenza di una patella velcrata, sulla quale va richiuso il camelbound. Sulla parte bassa della patella vediamo la presenza di una piccola maniglia posta per favorirne l'apertura, in quanto il velcro presenta una forte caratteristica aggrappante. La superficie modulare è composta, nella parte superiore, da una fila da 4 pace e 2 da 6, mentre nella parte inferiore, sopra la patella, 3 file da 8 pace. Ai lati, nella parte superiore, vediamo la presenza di 4 passanti obliqui e 2 asole velcrate, poste in quella posizione per fissare eventuali cavi di sistemi di comunicazione o il tubo della sacca di idratazione. Sotto la patella, infine, vediamo la presenza di una tasca portadocumenti, spesso però usata per alloggiare la bungee pouch, ossia una tasca portacaricatori predisposta per essere messa lì. Tale tasca può essere scelta in base al tipo di caricatori e di solito se ne possono alloggiare 3. Questa soluzione, molto comoda, la si vede spesso adottata da operatori veri in ambiente operativo. La parte posteriore è composta da 6 file per 8 pace. Anche qui notiamo la presenza di asole velcrate sempre per fissare eventuali cavi di apparecchiature radio o eventuali tubi di sistemi di idratazione. Sopra, nella parte superiore, si nota la classica maniglia di trasporto, nel caso l'operatore necessitasse di essere evacuato in maniera veloce da parte di un proprio compagno. Dal momento che non ha lo stesso indice di resistenza della controparte reale, è presente solo per rendere il nostro Plate Carrier fedele all'originale. Per entrambi i vani, come tutti i Plate Carrier, l'inserimento delle piastre viene fatta nella parte inferiore. Anche qui troviamo una fettuccia per favorire l'apertura del vano, chiuso a velcro, come detto in precedenza molto aggrappante. Ai lati troviamo il camelbound, ampiamente regolabile in larghezza e richiudibile sul fronte sotto la patella che abbiamo visto prima. Sulle due metà che si chiudono nella parte frontale troviamo 2 maniglie in paracord per facilitare l'apertura. Su entrambi i lati si può vedere la classica tasca porta radio, integrata come nell'originale, molto comoda per tutte le radio da noi utilizzate. Sempre ai lati si nota la presenza dei vani per l'alloggio delle piastre laterali, soluzione quasi mai utilizzata dagli operatori veri. Gli spallacci sono ampiamente regolabili tramite le cinghie molto robuste e lunghe, quindi adattabili per varie corporature. Questi sono ricoperti da imbottiture per aumentare il comfort. Notiamo anche qui le solite asole velcrate. La replica che abbiamo visto, a differenza dell'originale che presenta varie taglie M, L e XL, è monotaglia, ossia M. Comunque, tramite il camelbound e gli spallacci ampiamente regolabili, soddisfa direi tranquillamente fino alla taglia L. Il vest lo si può acquistare per 135 euro circa e tra tutte le repliche possiamo tranquillamente dire che come qualità è molto buona e tra le più fedeli all'originale. Andiamo con le considerazioni finali. Vest molto compatto e con una buona superficie modulare,
che garantisce la possibilità di trasportare tutto il necessario anche per giocate molto lunghe. Il tattico veste molto bene e comodo, pur essendo un portapiastre, e garantisce comunque un'ottima mobilità anche con eventuali finte piastre inserite. Per questa recensione è tutto, qui da Gas Lego. E Boss? al prossimo video!